Pace a tutti e benvenuti questa mattina. Come state? Wow, benissimo. Ottimo, direi. E allora possiamo lodare con tutto il nostro cuore il nostro Signore perché ci ha dato questa giornata, perché ci ha dato la vita, ma soprattutto perché ci ha dato la vita eterna. Vorrei aprire questo culto con una preghiera, quindi vi chiedo di chiudere gli occhi. Padre, grazie per la libertà che ci dai di essere alla tua presenza. Grazie perché abbiamo l'opportunità di essere qui questa mattina e di donarti tutta la nostra lode. Vogliamo veramente entrare con un'attitudine di ringraziamento a te per tutto ciò che tu fai per le nostre vite, ma soprattutto per chi tu sei per noi. Vogliamo veramente avere gli occhi verso la meta, la vita eterna. E Padre, per quanti ancora non l'hanno sperimentata, questa gioia, questo vero amore e la tranquillità di sapere che noi avremo l'eternità con te, io ti prego di aprire i cuori e che questa mattina possano riceverti, Padre, perché non c'è gioia più grande di incontrare te. Ti preghiamo di guidare questo culto e in ogni luogo dove si sta lodando il tuo nome. Ancora per quanti hanno delle difficoltà, ti prego di intervenire. Tu sei la pace, tu sei il consolatore, tu sei l'avvocato. Stendi la tua mano e stendi il tuo spirito questa mattina su di noi, nel nome di Gesù. Amen.
in potenza, sei Dio, se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Chi mai ci fermerà? Alleluia, gloria a Gesù. Hai dato tutto per noi, su quella croce hai sofferto pensando ai nostri errori. Ora siamo tuoi, perfetto il tuo sacrificio, il peccato e la morte sconfitto per amore. Siamo figli tuoi, ti ringraziamo per il sacrificio, ti ringraziamo per quello che fai. Nel nome di Gesù c'è potenza, noi crediamo in te. Noi esaltiamo la tua grandezza, noi esaltiamo il tuo splendore. Nel nome di Gesù c'è potenza, noi crediamo in te. Ora non siamo più schiavi, riscattati e salvati per mezzo del tuo sangue, Gesù. Siamo liberi, ti ringraziamo per il sacrificio, ti ringraziamo per quello che fai. Nel nome di Gesù c'è potenza, noi crediamo in te. Noi esaltiamo la tua grandezza, noi esaltiamo il tuo splendore. Nel nome di Gesù c'è potenza, noi crediamo in te. Siamo liberi in te, non c'è più condanna in noi, non c'è più condanna in noi, non c'è più condanna in noi. Il nemico ci accusa, ma tu hai vinto già, non c'è più condanna in noi, non c'è più condanna in noi, non c'è più condanna in noi. Con il sangue hai pagato, ora liberi siamo, non c'è più condanna in noi, non c'è più condanna in noi, non c'è più condanna
esaltiamo il tuo splendore, nel nome di Gesù c'è potenza, noi crediamo in te, crediamo solo in te. Non c'è più condanna in noi, non c'è più condanna in noi. Il nemico ci accusa, ma tu hai vinto già, non c'è più condanna in noi. Gloria a Gesù. Alleluia. Signore, grazie. Grazie, Signore. Meraviglioso sei, chi è come te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Io non desidero che te, 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 io non desidero che te. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà.
conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei, meraviglioso come un vasaglio tu sei, la mia vita è tra le tue mani, plasmami e rimuovi tu ogni imperfezione da me. Tu non mi getti mai via, riprendi tutto da capo, mi rimodelli, tu perdoni i miei sbagli, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Come dell'oro sarò, passerò in mezzo al fuoco, ma so che resti con me, nella fornace io e te. Il fuoco non mi consuma, mi rende sempre più puro. Io sarò come te, a tua immagine, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua.
Signore, riconosciamo che siamo la tua presenza. Ed è per questo, Signore, che vogliamo che i nostri cuori siano attenti. La nostra mente, Signore, sia qui, in questo luogo e non altrove. Grazie per la parola che ci hai dato questa mattina, Signore. Grazie per il tuo infinito amore e soprattutto la pazienza che hai con ognuno di noi, Signore. Signore, sono certo che tu questa mattina desideri benedire le nostre vite. Tu hai preparato del cibo succulente per ognuno di noi. Padre, se c'è un cuore in mezzo a noi questa mattina che è oppresso, che ha paura, che tu possa raggiungerlo questa mattina con la tua mano, Signore, lì dovunque è, che possa sentire qualcosa di sovrannaturale nel nostro mezzo, perché questo è quello che fa la differenza nella tua Chiesa, la tua presenza. Non è per la capacità né per la bravura di nessun uomo, non è né per potenza né per forza, ma è per il tuo Spirito, Signore. Ed è per questo questa mattina noi chiediamo che il tuo Santo Spirito possa operare in ognuno di noi, affinché noi possiamo piacerti, Signore. Grazie per questo culto. Grazie per quello che tu vorrai darci, grazie per quanti sono collegati con noi e per come tu puoi operare anche nelle loro vite, Signore, perché tu sei ovunque, in qualunque luogo, dove ci sono mani alzate, cuori piegati davanti a te. Tu sei lì, Signore. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi pure, fratelli cari. Voglio dare i benvenuti a quelli che sono per le prime volte in mezzo a noi. Dio vi benedica, benvenuti in famiglia. State bene? Oh, state bene. Alleluia. Dio è buono. Porto i saluti del convegno pastorale che siamo stati lì con Mariano e Nino. Siamo stati a Pescara, è stato molto impegnativo. Ma vogliamo ringraziare il Signore per quello che anche abbiamo ricevuto, e anche per questo vorrei chiamare sia Nino che Mariano, che possono anche dire anche loro qualcosa, in modo che non sia io a comunicarvi. Comunque questo pastore viene lui è stato pastore nella chiesa a Pensacola, viene dal risveglio, vi ricordate il risveglio che ci fu a Pensacola? Lui era il pastore lì nella chiesa. C'è stato per molti anni questo risveglio pentecostale in mezzo a loro, ma la cosa bella, ci ha raccontato una testimonianza che a me ha toccato moltissimo, dell'esperienza sovrannaturale che ha fatto dello Spirito Santo. Mariano, vieni, Nino, vieni, dai, venite pure avanti. Grazie al Signore che mi hanno accompagnati. Se fosse stato, che non fossero stati loro, non sarei andato, perché il viaggio era abbastanza lungo, ma poi sto invecchiando, fratelli, veramente sto invecchiando. Beh, io voglio ringraziare il Signore per l'opportunità che ho avuto, perché c'è stato un momento, diciamo, per conoscerci meglio, perché più si passano le ore insieme, più si capisce, si conosce, quindi voglio ringraziare il Signore perché per quello che almeno personalmente, perché ho ricevuto da quel convegno. E voglio ringraziare il Signore perché ha messo nel mio cuore di non essere spettatore e non essere un fotografo, ma semplicemente di mettermi in modalità ascolto. Abbiamo ricevuto veramente da questo uomo, grande uomo di Dio, la sua testimonianza e il messaggio che ci ha portato. Però mi ha fatto comprendere una cosa, che lui da dove veniva ha avuto un'opportunità come abbiamo avuto tutti noi. Però cosa ha fatto di quell'opportunità? Ne ha fatto una crescita nella parola di Dio. Ed ecco perché, come abbiamo visto nel canto, parlerò di me. Perché lui è stata una testimonianza viva per 40 anni, perché si
serve il Signore. Quindi questo è quello che magari voglio lasciarvi. Quindi anche oggi mettiamoci in modalità ascoltatore, facciamo che quell'opportunità possa essere crescita nella nostra vita, in modo che un domani anche noi possiamo parlare da parte di Dio. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Benvenuti, buongiorno a tutti, anche alle persone nuove. Abbiamo fatto un bel viaggio insieme al pastore e anche al pastore Stefano della Chiesa della Comunità Uno in Cristo. Ci siamo conosciuti, come ha detto Nino, e immaginatevi fare 10 ore di strada col pastore, quante prediche si ascoltano, Diventa anche un po' pesante. Sto scherzando. I momenti sono trascorsi, noi abbiamo fatto la strada, non ci siamo neanche accorti, neanche della velocità, a dire la verità. Speriamo di non aver preso delle multe, perché parlando così si va, si naviga ed è stato molto bello. Siamo arrivati senza accorgerci. E abbiamo avuto modo, come ha detto Nino, di conoscerci di più, di conoscere anche Stefano, il pastore Stefano, ed è bello perché si conosce la realtà di un'altra comunità, come dovrebbe essere, comunità che collaborano, che stanno assieme, amicizie che ci radicano di più nella fede. Il pastore che ha predicato non era niente di supernaturale, no? Di soprannaturale, tant'è che ha portato la sua testimonianza. Papà suicida a 50 e passa anni, un fratello senza casa che vive a San Francisco sotto i ponti, non mi ricordo se avesse un altro fratello in galera da 29 anni. Ecco, un fratello in galera da 29 anni, voi immaginatevi, non è che fosse stato chissà cosa, no? Eppure il Signore l'ha toccato in giovane età e c'era una persona che continuava a dirgli nella scuola: Gesù ti vuole bene, Gesù ti vuole bene. E questo qui diceva: ma questo qua ogni mattina, ogni giorno mi sta rompendo, ogni giorno, Gesù ti vuole bene. E questo continuava a dirgli: abbi fiducia in Gesù, Gesù ti vuole bene. A un certo punto questa persona che faceva sempre queste affermazioni gli ha detto: guarda, abbiamo un incontro speciale in chiesa, se vieni questa sera. E lui gli ha detto: senti, tu ogni giorno mi stai assediando con Gesù mi vuole bene, io non ne posso più, questa sera capiterò in chiesa. Se la smetti di rompermi le scatole, io verrò in chiesa. E lui ha fatto i suoi giri con tutti i suoi amici, è andato a bere, ubriacarsi. Da notare che nella sua testimonianza ha detto: io a 16 anni bevevo, ero schiavo della pornografia, ero schiavo della droga. Quindi immaginatevi un pastore che si mette davanti così con i suoi limiti. E quella sera, dopo aver fatto il giro con i suoi amici, entrò per sbaglio dentro nella chiesa, disse: fermati qui che devo farmi vedere, dopo usciamo subito. Quella sera il Signore lo toccò e cambiò completamente la sua vita. E questo ci dice ancora che Cristo opera in maniera speciale, meravigliosa e incredibile nella vita di ciascuno di noi. Mi ha toccato perché la prima sera, se vi devo dire la verità, ho fatto fatica un attimo a seguire perché il viaggio, eravamo stanchi eccetera, però quello che ho realizzato, quello che ho capito, quello che ci ha detto e ci ha trasmesso questo pastore è stato: noi possiamo fare tante bellissime cose nella Chiesa, possiamo fare tantissime attività, possiamo avere tante associazioni, tante cose, ma se ci dimentichiamo di Gesù, noi non stiamo facendo quella che è la volontà di Dio. E stava parlando a pastori perché lui ha detto: io mi sono reso conto che è importante che io trascorra del tempo nella mia cameretta, prima di tutte queste cose, perché lui era direttore della scuola biblica, lui aveva la comunità, lui seguiva tante cose, istruiva i giovani, ma ha detto: la prima cosa che devo fare io è di stare vicino a Gesù. E se mi permetti, Gianni, volevo leggere 3 punti, sì. perché quando ero un po' più sveglio sono riuscito a prendere anche delle note. Diceva: attenzione, non dobbiamo spegnere il fuoco che è dentro di noi, che il Signore ha messo dentro di noi, non dobbiamo far spegnere il primo amore. E lui disse: io ho visto
che nella nostra vita abbiamo come degli estintori efficaci con i quali riusciamo a spegnere questo fuoco, e lui li ha nominati. Io ne ho prese note di alcuni. Allora, uno di questi estintori che ci può far spegnere il fuoco dentro di noi è l'amarezza. Quando ci rammarichiamo di qualcosa, siamo in astio con qualcosa o contro qualcuno. Faccio come il fratello Robert, che quando va agli incontri ci dice sempre per scritto cosa ha visto e cosa ha sentito. Uno è l'amarezza. Secondo dice il compromesso. La parola ci dice il compromesso, che così facilmente come il peccato ci avvolge, no? Con questo compromesso noi scendiamo a patti e quindi il fuoco dentro di noi si spegne. Terzo punto dice il legalismo. Guardate che io vado in chiesa ogni domenica, sono un bravo cristiano, faccio l'offerta, eccetera. Però dentro di te questo può spegnere il fuoco di Dio. Quarto punto, la gelosia. Il pastore ci diceva, io ho visto dei ministeri rovinati nelle chiese, siccome parlava ai pastori, perché qualcuno era geloso di qualcosa che qualche altro pastore o qualche altro fratello aveva fatto. Allora ci sottolineava queste cose qua e ci diceva, in sintesi, stai vicino a Gesù. Stai unito a Gesù. Qua ci stava un amen un po' più caloroso. Amen. Stai vicino a Gesù. Io sono venuto a casa, amen. Sono venuto a casa con questo messaggio. Grazie, il Signore ci benedica. Ecco, parlando a noi pastori, ovviamente, diceva fa attenzione che il tuo ministero non diventa il tuo idolo. Perché ci ha detto questo? Perché più delle volte noi siamo talmente impegnati nel fare che trascuriamo il nostro rapporto personale con il Signore. E il diavolo sa come occupare il tuo tempo. Impegni e trascura e dice quello può diventare il tuo idolo. E la cosa, solo questo vi racconto, che a me ha toccato un po' la mia vita, perché comunque conoscendo, perché noi quando c'è stato questo risveglio a Pensacola, io e mia moglie volevamo andare lì, eravamo in America fra l'altro, pensate che per andare al culto alle 6 del pomeriggio c'erano le persone che erano fuori in fila dalle 6 del mattino per entrare al culto alle 6 del pomeriggio, che era impossibile. C'è stata una manifestazione che è durato molto tempo, tanto tempo lì, questo risveglio, e lui era il pastore in quella comunità. Quindi una persona che ha fatto un'esperienza del soprannaturale, che ha visto segni, miracoli, prodigi per anni, perché la chiesa era aperta 24 ore su 24, quindi provate a immaginare, era qualcosa di straordinario. Le persone entravano, cadevano a terra, ma addirittura ci dice che i poliziotti portavano le persone e li facevano entrare in chiesa, li accompagnavano proprio fuori e li facevano spingere in chiesa perché venivano guariti e liberati. Provate a immaginare. Però lui ci ha raccontato una cosa, ha detto non è stato lì dove io ho fatto la più grande esperienza con il Signore. Allora sono rimasto lì a guardare, eravamo rimasti lì a guardarlo. Voglio solo dirvi che i culti sono finiti a mezzanotte di sera. Per giù, Quindi, allora lui ci ha raccontato che praticamente lui era stato in Georgia a predicare, perché gli avevano chiamato ad andare a predicare lì, ha detto ci hanno sfruttati proprio come una spugna, ci tenevano mattina, mezzogiorno e sera, mattina, mezzogiorno, sera, impegni, predicazioni. E a un certo punto dice che la sera quando aveva finito, erano quasi le 11, qualcuno è andato da lui e ha detto pastore Colin, potresti venire da noi, avremmo piacere. Lui ha detto sì, dammi l'indirizzo, poi ci mettiamo d'accordo. Lui ha detto no, ma questa sera. E lui ha detto questa sera, allora dice, ha guardato il suo, perché lui camminava sempre con uno che l'accompagna e quello faceva no, questa sera. E lui ha detto che ha sentito nel cuore da parte del Signore, devi andare adesso. E io ho detto va bene, andiamo, sono messi in macchina, dice, però non sapevo che dov'era questo incontro in Turchia. Quindi dalla Georgia alla Turchia sono 3 ore e mezza di macchina. Bulgaria. Sì, dalla Bulgaria comunque 3 ore e mezza di macchina, 4 ore. E allora dice che lui però non vedeva mai quando arrivava lì, perché vedeva soltanto strade, cioè non c'erano costruzioni. Quindi si è fermato in un bosco
E ha detto, ma dove sarà? Faceva un freddo, no? Dice, faceva un freddo, una cosa incredibile. E ha detto, in mezzo a sto bosco, una salita, ha detto, vieni con me. Vieni. A un certo punto ha detto, abbiamo visto un container. Il container sarà stato 20 metri. E ha detto, avevano fatto le porte con il flessibile, hanno tagliato le finestre col flessibile. E ha detto, sono entrato dentro e praticamente erano tutti a terra seduti, ha detto, era buio, c'erano delle candele in mezzo che tenevano questa cosa. E dice, vedevo anche delle fiamme negli occhi di queste persone che erano lì, ha detto, poi ho capito che erano le fiammelle delle candele, no? E comunque lui ha detto, io ho iniziato a fare un'esperienza del sovrannaturale, praticamente dice, sono uscito dal mio corpo. Ero lì presente che predicavo, però io non ero nel mio corpo, che ero talmente stanco, quindi io mi vedevo predicare. E c'è stato perché non sapevo neanche cosa predicare. A un certo punto dice che quello che poi l'ha fatto tornare nel corpo era dei batti fortissimi. E allora dice che questo pastore gli ha messo la mano sulla spalla e gli ha detto, non ti preoccupare, hanno riconosciuto che siamo qui. E lui dice, chi ha riconosciuto? E praticamente erano sassi che lanciavano contro il container, ma arrivavano sassi non finire. E lui ha detto, quell'esperienza per me è stata una cosa, perché fra l'altro lui diceva che quando poi è entrato dentro a questo container, che c'erano tutte queste persone, sapendo che era in Turchia, lui ha detto che alla scuola biblica avevano studiato proprio sui fratelli che hanno dato la propria vita per l'opera del Signore. Allora ha detto, Signore, ma hai portato qua per far morire anche a me? Cioè questa è la cosa, devo finire qua la mia vita, finirà qua. E invece poi ha detto che alla fine, finito di predicare, che c'è stato qualcosa di straordinario, proprio lo Spirito Santo, ha detto che il fratello ha detto, adesso usciamo, e vedeva uscire come i cani, si mettevano a terra e si tiravano fuori così, perché uscivano non in piedi, per non prendere le pietre, ma lanciavano lo stesso le pietre addosso. Ma dice che non una pietra l'ha colpito, perché il Signore aveva messo i suoi angeli tutti intorno a quell'accampamento, e lui ha detto, ho fatto veramente un'esperienza straordinaria dell'opera dello Spirito Santo. E tutto questo perché? Perché non ho detto no al Signore, ma ho detto, Signore, voglio andare, anche se sono stanco, ma il Signore mi ha fatto riposare, perché mi ha fatto uscire dal corpo e ha detto, vedi, quello lì sei tu, però sei uno strumento nelle mie mani. Ed ecco, per questo lui diceva, attenzione, che dobbiamo ricordare che siamo semplicemente degli strumenti nelle mani di Dio, e Dio si cura di noi. Quindi voglio ringraziare il Signore. Poi sono state tantissime le esortazioni che ha fatto, ma molto 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 umile. Il Signore ha parlato al nostro cuore, veramente siamo tornati molto edificati. Quindi porto i saluti delle chiese Elim Italia che salutano la Chiesa. Mi raccomando, per i campeggi, per coloro che vogliono iscriversi ai campeggi, gli adolescenti, i ragazzi, sono già i turni dei campeggi, quindi se volete, se lo desiderate, potete prendere come l'altra volta, e io poi dovete dire il mio nome, di quale chiesa fate parte, delle chiese Elim. Mi sembra che non... Ah sì, abbiamo avuto anche il fratello dall'Africa che ci hanno raccontato quello che stanno facendo. Al momento abbiamo 39 ragazzi che sono entrati in questa scuola, che stiamo sostenendo. Allora lui diceva, perché adesso devono fare praticamente un muro che separa, gliel'hanno obbligato, lì da dove c'è la scuola, la struttura, come sapete abbiamo comprato le brande, le cose per questi ragazzi, però diceva che devono fare un muro di separazione, gliel'hanno obbligato, lo deve fare il finale, soltanto che si parla di quanto erano 2 ettari di lunghezza per fare sto muro, quindi ci vogliono tanti soldi. E allora ha detto, se ogni chiesa ha praticamente mettete un salvadanaio, e uno dice, questa mattina non mi prendo il caffè, lo porto in chiesa, non prendo il caffè, a fine anno vedete che facciamo sicuramente una somma e glieli mandiamo lì, ok? Quindi per ogni chiesa. Amen. Siamo pronti? Andiamo alla parola di Dio? Gloria a Dio. E mi aveva mandato un messaggio Mariana, pastore, chi predica? Chi lo sa? Ho detto, ero in convegno là, ho detto, non lo so. E poi il Signore ha parlato al mio cuore in modo particolare. Voglio parlarvi di qualcosa di importante, che non dobbiamo mai dimenticare, mai dimenticare. Una cosa molto importante, cos'è? La gioia. La gioia non è la felicità. La felicità è effimere.
La felicità è un momento, passa, la gioia rimane. Siete d'accordo o no? La gioia. Poi c'è una gioia particolare. Il salmista dice, nel Salmo 16, al versetto 6, lui dichiara: una pur bella eredità ci è toccata. Tu prova a immaginare, all'improvviso, qualcuno ti bussa alla porta e ti dice: guardi, io sono il notaio tale e tale, dovrebbe venire da me perché c'è un'eredità che le è stata lasciata. E chi è? Boh. C'è stato qualcuno da un prozio, e all'improvviso vai lì, ti apre questa cosa e ti dice: senta, lei oggi è milionario, perché c'era questa villa, Cosa faresti tu? Dimmelo per favore, cosa faresti? Wow! Ma davanti al notaio? Sì, certo davanti al notaio, ma io non scenderei neanche le scale? Credo che le farei a 8 scenderei, poi andrei da qualcuno che mi ha rotto le scatole e gli direi: basta, hai finito di rompere le scatole. O no? Quanti sassolini ti toglieresti dalla scarpa? Di la verità. Quanti sassolisti? Allora io voglio parlarvi di 3 eredità che ci ha lasciato il Signore, almeno 3 eredità che ci ha lasciato il Signore. Quando noi parliamo di eredità, l'eredità quando la riceviamo? La riceviamo quando una persona muore, ci lascia. Allora ricevi l'eredità. Allora la prima eredità che noi abbiamo ricevuto dal Signore, da Gesù, è stata un'eredità incorruttibile. Pietro capitolo 1, versetto 4 dice: un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, essa è conservata nei cieli per voi, cioè la vita eterna. Questa è un'eredità incorruttibile, cioè non si può comprare e neanche nessuno te la può togliere. Sapete, prima abbiamo sentito: non spegnete il fuoco dello Spirito. E quando il pastore l'ha detto, io facevo proprio questa considerazione. Sapete chi è che può spegnere lo Spirito Santo? Non è il diavolo. Sei tu che lo puoi spegnere, lo Spirito Santo. E a volte noi lo spegniamo lo Spirito Santo. A volte noi spegniamo lo Spirito Santo. E il pastore ci diceva questi 3 motivi, ma ci sono anche tanti altri in cui spegniamo il fuoco dello Spirito Santo nella nostra vita. L'altra eredità che lui ci ha lasciato, vi ricordate qual è? Cosa ha detto Gesù prima di scendere al cielo? Vi lascio la mia pace. Ve la do come il mondo non ve la può dare. Questa è un'eredità. L'eredità è la pace del Signore. E l'altra importante, che voglio parlare con voi, perché lui lo dice in Giovanni capitolo 14, 27, vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgommenti. Ma perché il Signore parlava sempre di turbamento, annunciava che avessimo ricevuto degli attacchi, delle situazioni difficili? Il Signore non ci ha mai fatto mancare questo nella nostra vita, perché conosce bene l'opera del diavolo. E Lui vuole preservare i Suoi figli. È una cosa che Lui ha dato a tutti quanti noi e voglio che leggiamo insieme. Questo è il passo che prenderemo da Giovanni capitolo 15, leggeremo dal versetto 9 al versetto 11. Giovanni capitolo 15, versetto 9 e 11. Alleluia. Avete preso? Non ho sentito? Bene. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia completa. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e affinché la vostra gioia sia completa. Gesù ci tiene, il Padre ci tiene,
che noi siamo uomini e donne gioiosi. Io sono venuto affinché abbiano vita e vita ad esuberanza. Ma com'è possibile che nella Chiesa del Signore ci sono volti tristi? Ci sono sempre quelli tristi. Ora Lui ci ha detto, non ce l'ha nascosto, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. C'è differenza tra la gioia e la felicità. La felicità è effimera, momentanea, passeggera, e la felicità dipende dalle circostanze. Dalle circostanze. Ci sono momenti, dice, come stai? Bene, perché sto vivendo un momento, grazie a Dio, tranquillo, e sono contento. Poi vengono momenti difficili e quindi non c'è più quella felicità sulla tua vita. Ma la gioia del Signore non dipende dalle circostanze. E qui sta la differenza. Che la gioia del Signore è la nostra forza. Nessuno può toglierci la gioia del Signore nella nostra vita. Nessuno lo può fare. E vi cito questi versi che noi conosciamo, ma li voglio citare con voi questa mattina con forza. Perché io li ripeto sempre nella mia vita quando ci sono degli attacchi spirituali sulla mia famiglia, ma non solo spirituali, anche attacchi fisici, malanni, situazioni difficili, o veniamo a sapere delle situazioni difficili, io dico sempre questo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutti i giorni messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più, alleluia, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potestà, né cose presenti, né cose future, né altezza, né profondità e nessun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Gloria a Dio! E quando diciamo questo, gli facciamo venire un bel mal di testa al diavolo. Ma bello! Io sono persuaso, sono convinto al 100%. La gioia non dipende dalle circostanze, non dipende da quello che stiamo vivendo, non dipende da quello che noi abbiamo, ve lo posso garantire, perché io ho conosciuto persone benestanti, che non gli manca niente, che hanno tutto e anche di più, ma non c'è gioia nella loro vita. Non c'è gioia nella loro vita. Io ho una delle mie sorelle che adesso è con il Signore, lei aveva sposato un uomo ricchissimo, benestante. Pensate che io quando andavo a casa sua c'era lo sceriffo all'entrata, ti chiudeva le sbarre della villa, ti faceva entrare e annunciava chi era, chi non era, venire. E una volta una delle figlie è stata sequestrata, tentato di un sequestro, vivevano di panico, di palpitazione, esci dove vai, dove non vai, la guardia del corpo e questo e quest'altro, di panico. Provate a immaginare, guardate un po' questo cosa succede invece in alcuni posti dove non hanno niente, non hanno niente. Prego Debbie. Sapete chi è questa? Sì. Sono 3 filmati di pochissimi minuti. Dovrò andarla a sposare in settembre. No, io devo andare a unirli in matrimonio. Ok, comunque ci sono 3 filmati, uno dietro l'altro, che saltano, gioiscono, sono contenti, sono felici, centinaia di bambini
intorno lì. E non vi dico quando si è scavato il pozzo e è uscito l'acqua. Erano tutti là sotto a bagnarsi, tutti. Adesso dovrà scavare un altro pozzo, è vicino, ma è qualcosa di straordinario. Non hanno niente, ma sono gioiosi. C'è la gioia. Noi abbiamo tutto, a volte apriamo il nostro frigorifero, la roba si perde anche dentro perché l'abbiamo comprato e non l'abbiamo mangiata. C'è roba che abbiamo messo lì che non... Grazie per queste teste che vedo così. Compriamo, abbiamo. E a volte cosa mangio? Cosa mi mangio stasera? E continuo a girare per vedere cosa mangiarti. Là non dico cosa mangio, dico speriamo che mangi. La gioia non è qualcosa che dipende dalle nostre circostanze. Guardate il salmista al capitolo 4, Salmo 4, il versetto 7 dice: tu hai messo più gioia nel cuore di quando ne provano essi, quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Tu mi hai messo più gioia nel mio cuore degli altri che hanno di tutto. Abbonda, tu hai messo più gioia nel mio cuore. E questa mattina quello che io voglio dirti, guardate di questi due doni che Dio ci ha fatto, sono proprio ciò che il diavolo vuole toglierci dalla nostra vita. Questi due doni che abbiamo ricevuto in eredità, è la pace e la gioia. La pace e la gioia. Quando abbiamo pace nel nostro cuore, siamo tranquilli, è vero o no? Pace, tranquillità. Ma com'è possibile? È qualcosa di sovrannaturale. Questo fratello diceva che quando sentiva i colpi sopra i container di sassi che lanciavano, i fratelli lì erano tranquilli. Nessuno di loro si smuoveva, erano tranquilli ad ascoltare e sembrava un po' come quando Pietro è andato a casa di Cornelio, aspettavano che venisse Pietro a predicare l'Evangelo, lui era lì, andato là, ma sentiva queste cose e ha detto non ti preoccupare, che lui diceva Signore ma sarà la mia fine, e loro invece erano tranquilli. Perché? Perché erano invasi dalla pace del Signore. Ed è la gioia del Signore che noi dobbiamo, fratelli e sorelle, apprezzare. Non ho sbagliato a dire, dobbiamo apprezzare la gioia che il Signore ci ha dato. Perché anche nelle piccole cose noi dobbiamo ringraziare il Signore e dobbiamo gioire per quello che abbiamo. Diciamo Signore grazie, grazie per il locale che ci doni. Signore grazie che questa mattina siamo potuti essere qui insieme per lodare il tuo nome. Signore grazie che mi hai fatto arrivare qui e anche nelle difficoltà e nelle prove ringrazia il Signore. Non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Rallegrati nelle svariate prove che stai passando. Rallegrati. Tu prova a immaginarti, mentre tu stai passando un momento difficile, un fratello ti passa vicino e ti dice ma sì, gioisci. Rallegrati. Lo prenderesti a sberla. Però voglio dirti una cosa, che proprio nei momenti difficili, quando noi lo lodiamo, noi stiamo vincendo. Stiamo vincendo. Perché non stiamo permettendo al diavolo di far sì che noi ci oscuri. Vi ricordate cosa disse Satana quando tentò Giobbe? Ma se tu gli togli questo, vedrai che lui non ti loderà più. E gli tolse tutti i beni. Vabbè, i beni, ma togligli i figli. Vabbè, ma mettigli anche la sua vita, anche la sua pelle, una malattia. Toglilo. Quei versi straordinari che noi conosciamo. Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E lui disse alla moglie, abbiamo ricevuto il bene e non possiamo ringraziarlo anche quando le cose non vanno bene? Cioè riconoscere che la nostra vita è nelle mani del Signore. Non è meraviglioso? È la cosa più bella. Perché se noi che viviamo, che moriamo, siamo del Signore e apparteniamo al Signore. Gloria a Dio. Vedere i credenti tristi
Sapete qual è la ragione? Dopo ve la dico qual è la ragione. Perché ce l'ha detto il Signore qui. Ci ha dato una spiegazione. In Neemia al capitolo 8, versetto 10, erano rattristati perché le mura erano crollate, ma poi le costruirono queste mura, riedificarono queste mura. E Neemia disse loro: andate, mangiate cibi squisiti e bevete vini dolci e mandatene porzione a chi non ha nulla di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore, al nostro Signore. Non rattristatevi, perché? Perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. Non rattristatevi, il nemico vuole rattristarti. Le situazioni difficili nella nostra vita a volte vogliono rattristarci, ma questa mattina io voglio dirti, non so quello che tu stai attraversando, ma abbiamo sentito una parola che è venuta anche dal trono. Io conosco ogni cosa di te, alleluia! E questa è la cosa meravigliosa, che a Dio nulla sfugge. Puoi sfuggire al fratello, alla sorella, a tuo marito, a tua moglie, che gli sei vicino, ma non al Signore, perché lo sguardo del Signore è su di noi. E allora dice: non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Il Salmo 37, versetto 5 dice: trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Perché a volte siamo tristi? Perché a volte ci lasciamo prendere da queste situazioni? Ora, quello che voglio dirvi è che siamo umani, che nessuno di noi è superiore a un altro. Nessuno di noi. Ma tutti quanti noi siamo deboli. A volte ci sentiamo forti da affrontare le situazioni, ma poi basta un minimo e ci mettiamo sottoterra. A volte siamo pronti anche a dare consigli ad altri quando gli altri stanno vivendo situazioni difficili, ma quando le attraversiamo noi a volte non li vogliamo neanche ricevere dagli altri. Avete mai fatto questa esperienza? Sì. A volte io dico: ma io sono il pastore, come dovrei io dire agli altri? No, non vi preoccupate, voi venite da me e datemi consigli, non vi preoccupate. Datemi una parola che viene da parte del Signore. Qual è la condizione per avere questa gioia nel nostro cuore? L'abbiamo letto qua e non dobbiamo mai dimenticarlo. Lui ha detto questo: come il Padre ha amato me, così ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Sapete cosa significa dimorare nell'amore di Dio? Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Gesù era vero uomo e vero Dio. E la parola di Dio dice che per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce. Io vorrei questa mattina dire ad ognuno di voi, e anche a me stesso me lo sono detto: sono pronto io a soffrire per qualcuno, per la gioia che mi è posta davanti? Mi state seguendo? Sono pronto a soffrire che qualcuno mi ha calpestato il piede? Qualche fratello, una sorella nella chiesa che mi ha detto qualcosa, mi ha offeso, sono pronto io a sopportare per la gioia che mi è posta davanti? Perché è così che scrive: per la gioia che gli era posta davanti, lui ha sofferto la croce. A volte ci lasciamo coinvolgere e questo che cosa fa? Ti toglie la gioia. Ti toglie la gioia del Signore. Se voi dimorate in me, io dimoro in voi e la mia gioia sia completa in voi. Non è la gioia che qualcuno ti dice: ma come sei bravo, come stai andando bene, sei proprio bravo, l'opera che stai svolgendo per il Signore. Quella non è la vera gioia. Quello può essere un apprezzamento, ti può far del bene. Ma la gioia è dimorare nel Signore e avere l'amore di Dio nei nostri cuori per poter dare. Quel cantico che abbiamo cantato, liberato per...
Per liberare. Sono stato liberato dal Signore, ma se io non sono liberato, non posso liberare gli altri. Non lo posso fare. Quello che abbiamo ricevuto, disse Pietro, te lo diamo, nel nome di Gesù. Pensate se non avessero ricevuto niente, cosa davano? Niente. Perché tu non puoi dare agli altri, ascolta bene, non puoi dare agli altri la tua lingua, devi dare la tua vita. Siamo bravi a parlare, siamo bravi a dire agli altri, ma loro vogliono vedere la tua vita consacrata al Signore. E dall'esempio che tu dai agli altri, e quello è importante. Ci ha detto questo fratello, sapete quando è iniziato il ministero di Gesù? Ci ha sconvolti, io sono rimasto lì tanti anni di studi biblici. Ci ha detto quando è iniziato il ministero di Gesù, ti ricordi? Quando ha lavato i piedi. Ha detto, lì è iniziato il suo ministero. Ed è per questo che lui ha detto, avete capito? Avete compreso quello che ho fatto? Ha iniziato a lavare i piedi di chi? Di chi lo stava tradendo, di chi l'avrebbe venduto. Lui ha lavato i piedi. Come si vedono i figli di Dio? I figli di Dio non si vedono in quello che dicono, ma in quello che fanno. In quello che loro fanno, non quello che dicono. C'era qualcuno che diceva, fai quello che ti dico io, ma non fare quello che faccio io. La Chiesa scandalizza, e non voglio dire Chiesa cattolica, Chiesa evangelica, Chiesa, perché questo l'ha messo l'uomo, la denominazione, ma scandalizza quando parla di Dio ma non c'è Dio nella loro vita. Quando si parla di Cristo ma Cristo non c'è. E Paolo ha specificato, non io, ma Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E lui l'ha dimostrato con i fatti. E credo che questo è quello che fa la differenza. Non sono la nostra conoscenza, la preparazione che abbiamo. Siamo bravi a dire agli altri quello che devono fare, ma sono poco le spalle per piangere e lasciarsi guidare. Ebrei 12, 1, 2. Anche noi dunque, essendo circondati da così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno, allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. La gioia che gli era posta davanti. Ora la mia domanda questa mattina, dimmi la verità, c'è gioia nel tuo cuore? C'è la gioia del Signore nel tuo cuore? Avevi mai fatto questa considerazione? Che Gesù ci ha lasciato la sua gioia? E ci ha detto che questa gioia deve essere nella nostra vita completa. Che la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Lui è morto per darci la sua gioia, la sua pace. E questo è quello che fa la differenza di un cristiano, ma di un cristiano che lo ha sperimentato, di un cristiano che è nato di nuovo, non che frequenta una chiesa, ma che lo ha sperimentato. Che gli altri possono vedere nel tuo luogo di lavoro, a casa, nel condominio. Ah, tu sei anche cristiano evangelico. Ah, però, e a volte escono delle espressioni, escono delle situazioni, escono delle parole. Fratelli, facciamo molta attenzione prima di dire chi siamo, perché questo non fa altro che poi buttare fango sulla Chiesa del Signore. Noi vogliamo essere testimoni veraci, fedeli. Guardate questo versetto che è scritto in 2 Corinzi capitolo 8, versetto 2. Era una chiesa che ha provveduto per i bisogni. Era una chiesa che
essendo anche povera, estrema povertà, è ciò che in mezzo a molte prove di afflizione, l'abbondanza della loro gioia. In mezzo a molte prove, afflizioni, avevano gioia. E sapete cosa hanno fatto? Hanno dato la loro beneficio, hanno dato quelli che avevano, l'hanno dato per gli altri. In mezzo all'abbondanza della loro gioia e dell'estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità, cioè hanno dato. Dio ama un donatore perché, Signore, tutto quello che ho è tuo. Perché quello che io ho non me lo sono guadagnato io, ma tu mi hai dato l'opportunità di averlo. Perché quando diciamo, Signore, benedici il dono e il donatore? Perché il dono possa raggiungere chi ha bisogno, perché il dono possa raggiungere quelli che non hanno nulla, quelli che hanno bisogno. E no, noi apriamo il frigorifero e ci cade la roba addosso, ma poi vediamo certe cose ma passiamo oltre. E questo non è fare la volontà di Dio, non è essere dei credenti che piace al Signore. Il Signore desidera che noi possiamo essere come Lui è. Perché quelli che Egli ha preconosciuti li ha predestinati ad essere all'immagine del suo Figlio, Gesù Cristo. A volte noi ci misuriamo con altri, bene, vogliamo misurarci, misuriamoci con Gesù. E provate a vedere quanto ancora il Signore deve lavorare. Nella mia vita, non so voi, ma nella mia vita deve ancora fare tanto. Il Signore deve fare tantissimo. E allora voglio rileggervi questi versi. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Sta parlando dell'amore, sta parlando di quello che deve esserci nella Chiesa del Signore. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose. Vi ho detto queste cose, vi sto parlando di queste cose, vi ho detto queste cose perché è importante per voi. Perché? Affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Amen? Vi chiedo di alzarvi in piedi. Con la gioia nel mio cuore io vengo a te, Signore, la presenza tua sento dentro me. Voglio cantare, questo è il giorno che hai fatto, Signore, per rallegrarmi nel tuo grande amore. Diciamolo al Signore. Gioia sei per me, gioia sei per me, Signore, gioia vera, sei per me, sei per me, gioia sei per me, gioia sei per me. Signore, gioia vera, sei per me. Con la gioia nel mio cuore, io vengo a te, Signore, la presenza tua sento dentro me.
Signore, gioia vera, sei per me, sei per me. Gioia sei per me, gioia sei per me. Signore, gioia vera, sei per me. Alleluia, siamo onesti questa mattina. Questo messaggio è stato per te? C'è qualcosa che ti ha rubato la gioia del Signore? C'è qualcosa che ti sta rubando la gioia del Signore? C'è qualcosa che ha preso la tua mente, ha preso il tuo spirito e tu non provi più quella gioia che un tempo provavi per il Signore? C'è qualcosa che sta rubando? Ebbene, questa mattina io voglio dirti: non spegnere il fuoco dello Spirito. Lascia invece, metti del carbone ardente su quella piccola fiammella che ti è rimasta ancora, affinché tu questa mattina possa lodare il Signore e possa dire: Signore, donami la gioia della salvezza. Metti dentro di me uno spirito nuovo, uno spirito volenteroso. Sì, Signore, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo e che nessuno, Signore, può rubarmi la gioia della salvezza. Grazie, Signore, perché tu sei il nostro Dio e noi ti ringraziamo e vogliamo dire al nostro nemico, al nostro avversario, che nulla ci ruberà la gioia del Signore, perché la sua gioia è la nostra forza, ci dà forza ogni giorno per andare avanti. Fa di questa preghiera la tua preghiera e di: Signore, prima di lasciare questo culto, Signore, riempimi della tua gioia. Fa che il mio volto possa essere raggiante. Fa che gli altri possano vedere che io appartengo a te, che non ho scelto una religione, ma ho scelto te. Colui che mi ha dato la sua eredità, mi ha dato la pace, mi ha dato la gioia e mi ha dato la vita eterna. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona domenica, Dio ci benedica, fratelli. Buona domenica a tutti quanti voi.